L'inchiesta è partita da 2 sit-in a Piovene Rocchette il 19 settembre scorso contro lo sfratto di una famiglia e poi a Malo, pochi giorni dopo, a sostegno di un imprenditore. Blitz anti-venetista ordinato dalla Procura di Vicenza. Nel mirino una ventina di persone che sotto la sigla di CNL Veneto avrebbero organizzato riunioni per la disobbedienza fiscale nel nome del non riconoscimento dello Stato italiano. La Digos ha effettuato le perquisizioni nelle case degli indagati nelle province di Vicenza, Treviso e Verona. Nel Vicentino avrebbero riguardato sia il capoluogo, sia centri come Marostica, Malo e altri comuni altovicentini. L'accusa è di appartenere a questa associazione a delinquere con violazione di una legge che punisce l'istigazione a ritardare e non effettuare il pagamento delle tasse. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto per l'accusa in sostanza pianificava questo progetto garantendo assistenza a chi non voleva pagare le imposte. La procura contesta ad alcuni degli indagati anche il reato di diffamazione per la pubblicazione nella pagina Facebook del gruppo di accuse contro la Guardia di Finanza filmata durante un controllo con ingiurie nei confronti dei militari intervenuti.